Foglie gialle o rossastre quando non completamente rinsecchite, sui rami o già per terra. I colori dell'autunno hanno fatto la loro comparsa con grande anticipo lungo le mura ed interi tratti di alberatura appaiono così. Non è uno scherzo del tempo, ma l'effetto di due malattie che colpiscono esclusivamente l'ippocastano, che con oltre 400 esemplari è il re della cinta muraria. A minare la sua salute da ormai diversi anni è un insettino responsabile della cosiddetta cameraria, che scava delle gallerie nelle foglie e ne provoca insecchimento e caduta. Cameraria che si è presentata a braccetto con un'altra magagna, l'antracnosi, causata invece da un fungo già noto agli agronomi ma quest'anno particolarmente virulento. Abbiamo avuto una primavera piuttosto piovosa, maggio in particolare è stato freddo e molto piovoso e in quell'ambiente lì le foglie sono sovracresciute probabilmente, erano molto tenere e il fungo in presenza di umidità ha pensato bene di insediarsi, quindi oggi vediamo un problema che in realtà era già presente in maggio. Una cura definitiva non c'è. L'insetto, è vero, si può combattere iniettando un apposito medicinale che lascia però sul tronco delle necrosi come queste, oltre a indebolire la pianta. Per il fungo invece cosa si può fare? Purtroppo nulla. Il rame e i prodotti suoi fratelli anche di sintesi che sono efficaci contro i funghi sono dei veleni anche per la pianta stessa, quindi il rischio è di ammazzare il paziente nel tentativo di salvarlo. Sostituire tutti gli ippocastani con altri alberi non si può, ci sono vincoli e sarebbe troppo oneroso, sia in costi che nei tempi. Più saggio invece pianificare un'adeguata manutenzione e la periodica sostituzione delle piante più compromesse. Mantenerli sani, quindi attraverso le potature, attraverso la fertilità di suolo, possiamo dare dei benefici, ma non esiste la cura da bacchetta magica purtroppo. Tanto vale prenderne atto e consolarsi ammirando lo strano decorso della malattia. Le chiome, ormai completamente secche come questa a Ponte Dante, spremono le ultime energie dell'estate per una seconda fioritura, regalando un supplemento di primavera a settembre.